In effetti, oltre alla disponibilità della società e quindi del patrono che ha dovuto accontentare la richiesta dello staff, e ci è voluto anche l'intelligenza dei ragazzi della squadra, perché stare 7 giorni lontani dalle proprie famiglie e quindi da casa, dalle proprie abitudini, non è stata una cosa semplice, o non era una cosa semplice, invece si è rivelata semplice e molto vantaggiosa, perché la squadra ha capito i vantaggi che poteva darci questo piccolo ritiro invernale, e si sono tramutati poi in 3 punti importanti nella partita di domenica. Noi ci preoccupiamo sempre di guardare noi stessi, i nostri numeri. Non abbiamo messaggi da dare a nessuno, ma forse i messaggi più importanti li stiamo dando noi stessi, che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro, è vero, molto duro, molto pesante, a volte molto stressante, però i frutti che sta dando quella tipologia di lavoro sono buoni, sono ottimi, insomma, danno garanzie per il futuro. Bisogna continuare così. Furemo sconfitti in maniera molto poco sportiva, si può dire. E quindi lì ci fu un grande passo avanti, soprattutto dello spogliatoio, un passo avanti verso un qualcosa che è difficile da descrivere, però da allora la squadra è cresciuta tanto, tanto non è vero che nelle 21 partite successive la squadra ha perso solo una volta, sbagliando partita proprio in quell'occasione, no? Ha giocato 20 partite, una più bella dell'altra, cercando sempre di imporre il gioco e imporsi come squadra, e questo è un elemento molto importante. E intanto oggi inizia a allenarsi con la squadra, quindi abbiamo avuto l'ok dal centro ricerca Mapei, che è quello che ci segue dal punto di vista fisico e atletico, quindi non so, non ho idea, appena comunque sarà pronto il ragazzo verrà sicuramente convocato, perché per me e per noi è un giocatore di valore, lo è stato all'inizio di stagione, purtroppo poi l'abbiamo perso, ma è nostra esigenza aiutarlo a ritrovare subito la condizione migliore. Purtroppo i mesi che è stato fermo sono tanti, poi è anche vero che a volte le sostituzioni aiutano le squadre a vincere le partite. Gennaro comincia a star bene, comincia a scalpitare, vuol dire che ha voglia di giocare, ma soprattutto che la sua condizione fisica gli permette di poter magari aiutare la squadra. In un futuro può esserci molto utile, lo sarà, adesso ormai la condizione è pressoché raggiunta, ha solo bisogno di trovare un po' di spazio e di giocare. Ma io non credo che ci siano parole per commentare tutto quello che sta accadendo a una società così gloriosa e così importante come quella del Modena. Mi dispiace, anche perché la verità poi non si conosce mai fino in fondo, e quindi credo che è una situazione veramente imbarazzante, e penso sempre che gli anziani a volte hanno proprio ragione, no? Che i panni sporchi è meglio lavarseli in casa e non magari in piazza, ecco, l'unica cosa che posso dire è questa.